La maschera me la tolgo un momentino. Allora, qua, sapete che io vengo volentieri al mercato, qua poi c'è insomma tanti amici, ormai diciamo, a parte voi sapete che io considero il mercato un'attività importante per la nostra città. Allora, devo ringraziare qua l'amico scarso, Alessandro, perché grazie a lui, praticamente dall'aggressione dell'altro giorno mi è andata non bene, benissimo, perché se non avevo le sue scarpe, i suoi scarponi, che mi ha portato appositamente, non sarei riuscito a difendermi come mi sono difeso, e quindi quei due cialtroni, anche, evidentemente anche poco pagati, perché non sono stati neanche in grado di farmi nulla di che, a parte un po' un dolore alle spalle che mi sta passando. Quindi Alessandro, io ti ringrazio. Grazie Andrea, grazie. Perché se non era per le tue scarpe ne prendevo tante, ma tante. Quindi grazie ancora, veramente mi hai fatto un servizio ottimo. Grazie a te Andrea, grazie. Tutto bene, Marta? Tutto ok. Tanto... No, ti prendo. Dai. Io sì, pizze al prosciutto farcite, sfogliatine con la marmellata, sfogliatine alla cioccolata. Ricordatevi che la domenica siamo sempre aperti, vi aspettiamo. No, per me fai proprio una di quelle che... Buongiorno a tutti, sono Arminio Boscolo Brusà, sono il coordinatore di associazione ADA Non i Vigili. Complimenti per il servizio che fate, sempre puntuale, preciso, sempre tutte le persone vostre molto, molto impegnate, grazie, perché grazie al vostro servizio consente di fare tutte queste attività che altrimenti non si potrebbero fare, insomma. Grazie mille, grazie a te Andrea, soprattutto vogliamo ringraziare intanto la cittadinanza per l'ottimo comportamento che ha e tutte le forme di educazione, perché tutti quanti sono con le mascherine, tutti quanti seguono direttamente le nostre discussioni. Soprattutto volevo ringraziare il Comune di Chioggia per la rinnovata fiducia che dà nei confronti dei non i vigili. La motivazione che loro hanno espresso è per l'ottimo servizio di vicinanza che facciamo davanti alle scuole, e quindi noi l'abbiamo trasportato direttamente anche nel servizio del nostro mercato maggiore, il Giopa. Ecco, noi siamo presenti tutti quanti i giovedì con 20-22 volontari. Ecco, il nostro servizio è rivolto strettamente per la salute e per il comportamento conforme alle normative del Covid vigenti. Ecco, noi vogliamo ringraziare innanzitutto l'amministrazione, ringraziare anche te Andrea per l'ottimo servizio che fai. Volevo innanzitutto ringraziare i miei volontari uno per uno, perché dalle 7:30 della mattina fino all'1. Poi con questo caldo la maggior parte hanno insomma una certa età anche. Sì, diciamo che siamo riusciti ad abbassare anche il quorum degli anni, quindi abbiamo anche sì, c'è sono gente che è abbastanza, però ci sono tanti che si impegnano, che insomma sono dei veterani. Ecco, quindi noi fino alla fine di settembre saremo presenti e puntuali tutti quanti. Grazie ancora Grazie a tutti quanti. Grazie.